Pallante tutto quello che resta, buongiorno da Paola 4, martedì 28 ottobre 2014, 11:02. Quanto mi piace questo brano, davvero, credo sia un artista incredibile, molto molto bravo. Era proprio Pallante che saluto e che abbiamo anche in linea, col piacere con il quale fare due chiacchiere. Pallante, buongiorno. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma che piacere conoscerti, è davvero molto molto bello questo brano, complimenti, tutto quel Grazie. che resta del perduto amor. Sì, esatto. Senti, scritto e arrangiato con Alex Britti, com'è nata questa collaborazione e questo brano nello specifico? La collaborazione è nata così casualmente, l'amicizia no, perché è un'amicizia che abbiamo da 25 anni, ci siamo conosciuti nei locali dove tutti e due andavamo a suonare. Nel frattempo l'amicizia è rimasta tale e quale e poi un giorno stavamo sul divano a suonare, a scherzare, a ridere, è uscito fuori questo pezzo che tenevo nel cassetto, l'avevo fatto lì, però durava un sacco, durava 2 ore questo brano, durava 7 minuti e mezzo per la precisione. Un po' poco radiofonico, 7 minuti e mezzo forse avete pensato, esatto, no? Sì, non mi sono mai molto curato di questo, però stavamo scherzando, suonavamo il pezzo e Alex mi fa bello, un po' lunghino, ecco. Dico no, per carità, figurati, però insomma da allora l'abbiamo preso, rimesso nel tutto di Alex e da lì è nato il brano Come Ora, solo che poi avendolo accorciato così tanto ho detto Alex, almeno il titolo deve rimanere enorme, deve rimanere grandissimo e così è rimasto tutto quello che resta del perduto amor. Però sono convinta che nel live ti sbizzarrisci e fai la versione di 7 minuti nel live, no? Guarda, sto meditando di fare accanto alla versione ufficiale anche la versione come era prima, diciamo, nella versione di nascita, quella con cui è nata. Però non so se mi conviene, quindi lascerò così. Tu hai girato l'Europa, hai fatto tantissime cose, adesso c'è anche l'album, ormai tra poco uscirà, Ufficialmente Pazzi. Perché ufficialmente? Esatto. Sei ufficialmente pazzo? No, dai. Guarda, ufficialmente ironico pazzi, sì, però. siamo almeno in 2, ufficialmente pazzi è plurale, quindi almeno in 2 siamo. e poi sì, mi sembra talmente evidente che come genere umano siamo, insomma, non sull'orlo della follia, ma già dentro da un pezzo, quindi mi sembrava così giusto calcare la mano e dire che ufficialmente, ecco, è proprio evidente, chi non lo vede, insomma. Direi che ormai la follia sta nella normalità, sai? Credo di sì. Senti, cosa conterrà quest'album? So che ci sono tanti argomenti, si parlerà di immigrazione, insomma si parlerà di tante cose anche forti, in maniera ironica come sai fare tu del resto. Guarda, sì, perché sono un cantautore, sono un chitarrista, quindi prima sono un musicista, ma l'amore per la parola e per il teatro ha fatto sì che si unissero queste due cose per diventare appunto un cantautore. Non me ne sono neanche accorto. La mia predilezione per il teatro, per chiacchierare, per parlare, per la parola in generale, insomma, ha creato questo mostro che sono, e nel disco ci sono i miei racconti, ma che non sono i miei, io sono un filtro di qualcosa che osservo, che guardo, mi ci diverto a volte a scherzare sopra, ma è sempre uno scherzare molto serio. Io dico tutto quello che dico, lo dico seriamente scherzando, e così dentro ci sono storie dalle storie degli immigrati che vanno a lavorare ai mercati di Milano la mattina alle 4 e nessuno li vede e poi spariscono perché la città deve essere pulita e bella, dalle loro storie alle storie, diciamo così, d'amore di Caroppa e Carmelo, che sono 2 personaggi favolosi esistiti veramente della Puglia di Manduria, dove questi 2 personaggi si amavano. Insomma, la storia sta nella canzone, non la voglio raccontare, insomma, quindi sono tutte canzoni. Poi ci sono anche dei brani come l'ultimo brano che chiude il disco, che è un brano di sola chitarra e che mi piaceva inserire proprio come ultimo racconto. Il titolo è A Night in Manduria, anche qua scherzo con A Night in India, un famosissimo standard jazz, niente, mi piace aggiungere e togliere per arrivare alla fine del disco avendo tolto praticamente tutto e lasciando da sola la chitarra. È davvero un piacere ascoltarti quando racconti proprio di questi racconti dall'interno del tuo album. Tra l'altro ci sarà Alex Britti anche alla batteria, so, più Erika Mu, un'altra collaborazione molto interessante, un'altra giovane carina, ironica, simpatica anche lei, molto brava. Ma Alex è in versione così un po' particolare perché ha suonato basso e batteria, che insomma così in realtà stavamo facendo i provini
del brano, di tutto quello che resta. Stavamo registrandolo così, poi alla fine la batteria, devo dire la verità, è rimasta quella lì che lui ha suonato nel Torino, perché era la migliore di tutte. L'abbiamo riregistrata 100 volte con i più grandi batteristi del mondo, ma poi era quella giusta che dava la sonorità buona. E così Alex ha suonato basso e batteria e lap steel guitar. Poi a quel punto abbiamo litigato ferocemente per chi dovesse suonare le chitarre, e ho vinto io, e così ho suonato l'acustica, l'elettrica, l'ukulele e poi ho cantato. A quel punto si è unita alla truppa anche Erika, che è una carissima amica e giovane cantautrice, ma che ha già dimostrato veramente un enorme grande talento, sì, è vero. Sì, decisamente sì. Pensa, io l'ho conosciuta, lei aveva 16 anni e mi ha aperto un concerto a Bisceglie, in un teatro, lei è originaria di Bisceglie, e mi aprì il concerto, eravamo io e Eric Daniel, eravamo un duo. Infatti i suoi 20 minuti io mi sono alzato e ho detto al pubblico: scusate, io vorrei continuare a sentire Erika perché mi sembra che sia bravissima, e così siamo sentiti un altro lungo pezzo del concerto di Erika, perché non mandava più di suonare, era così bella Erika. E poi niente, è venuta a fare i cori sono passati un po' di anni, è venuta a fare i cori sul pezzo, è stata molto carina perché ha preso un treno che doveva andare a Milano, invece ha cambiato direzione e è venuta a Roma e è venuta a suonare sul disco. Poi ci sono anche, scusami, ho preso la parola ormai. No, ma è un piacere ascoltarti, guarda, proprio un piacere. Grazie, continuo raccontando semplicemente che poi sul disco ci sono dei carissimi amici e musicisti con cui ho collaborato e collaboro da tanti anni, come ad esempio Michele Rabbia, che è un batterista, un percussionista dell'area jazz d'avanguardia europea, ed sono veramente orgoglioso, non dico scherzando, ma insomma proprio orgoglioso è la parola giusta, di averlo sul disco a suonare batterie e percussioni. C'è Pino Forastiere, altro grandissimo musicista sempre dell'area jazz, insomma un po' particolare, lui è uno sperimentatore, è un virtuoso della chitarra a 10 corde e delle accordature aperte, anche lui è sul disco. Poi c'è Mike Applebaum alla tromba, c'è Daniel al sax, insomma è una bella truppa di amici. È bello anche sentir parlare di musicisti, perché non si fa spesso, ed è una cosa che io amo, essendo anche una musicista, quindi comunque è bello quando si parla di questo. Senti, un'ultima cosa molto importante legata proprio a quest'album è lì il tuo impegno per la diffusione della cultura della non violenza. Esatto, sì, diciamo che a tutti quelli che non lo comprano non vado a menarli a casa, quindi è una cultura della non violenza favolosa. A parte gli scherzi, è stato la certificazione vegan ok. Sì, è la prima volta che accade che una onlus internazionale come Asso Vegan certifichi un prodotto che è un disco. È successo per dei libri ad esempio, ma non per dei dischi, e questa certificazione vegan ok significa che io sono vegano, chiaramente questo è evidente, anche se non mi piace molto la parola, sembra sempre che vengo da un pianeta strano, da qualche altro mondo, e la certificazione vegan ok certifica che eticamente, ma anche da un punto di vista della manifattura, il disco è stato concepito e fatto secondo appunto dei criteri etici che si rifanno alla non violenza, chiaramente. Un messaggio importante, un messaggio molto importante, sì. Questo per la prima volta in un disco, quindi complimenti Pallante. Noi siamo davvero, io spero di ospitarti presto in studio, mi auguro che tu possa fare un tour anche dalle nostre parti in maniera tale da incontrarti personalmente e continuare la nostra bella chiacchierata, ok? Molto volentieri, grazie mille. Grazie, ma grazie a te, grazie mille Pallante per quest'album Ufficialmente Pazzi, ma per questo singolo che noi continuiamo ad ascoltare, lo riascoltiamo per intero, Tutto quello che resta, Pallante del Perduto Amor. Torniamo noi tra poco e grazie ancora Pallante, potrete riascoltare l'intervista poi su www.studio90italia.it. A tra poco. Lei, la donna vera, avrà